festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos. Stasera galà alla Madonna dell'Orto, controlli serrati all'Arsenale all'isola di San Giorgio. Si entrerà passando attraverso metal detector. Inscenano un finto matrimonio davanti alla Basilica di San Marco, ma la manifestazione anti-Bezos è sciolta dalle forze dell'ordine. Interrogazione del PD a piante dosi, uso sproporzionato della forza. Il lavoro precario e stipendi bassi, prima preoccupazione dei veneti secondo un sondaggio della UIL. Al secondo posto c'è la mancanza di medici di base, al terzo la sicurezza. Giovane operaio lasciato ferito ad una fermata del bus a Mestre, l'ipotesi che fosse vittima di un infortunio sul lavoro. Scattano gli accertamenti. Il taser in dotazione agli agenti della polizia locale di San Donà di Piave, l'annuncio del sindaco Alberto Teso, uno strumento che aumenterà la sicurezza degli agenti e dei cittadini. Il Venezia Calcio ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con Eusebio Di Francesco. Il tecnico ringrazia società e tifosi, resterà in A alla guida del Lecce. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali in centro storico, in primo piano con la grande parata di VIP per la prima giornata di festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos. E questa sera è prevista una festa, un galà alla Madonna dell'Orto. Ci colleghiamo quindi subito con i nostri inviati Lorenzo Maier con Nicola Marcato. A te Lorenzo, buonasera. Buonasera Magda, a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui alla Madonna dell'Orto, l'atmosfera è tranquilla perché gli invitati arriveranno tra un paio d'ore, ci vuole ancora del tempo e nel frattempo sono entrate in vigore ovviamente le ordinanze che erano state ampiamente annunciate, ordinanze che dalle 18 di oggi pomeriggio prevedono il divieto di navigazione dei canali, perché proprio in questo canale sono previsti diversi taxi che accompagneranno qui al palazzo che vedete alle nostre spalle gli invitati, e un'ordinanza anche comunale che vieta il passaggio a piedi ad eccezione fatta per i residenti e chi ha attività commerciali o ovviamente le persone che rientrano nell'organizzazione dell'evento. Anche i residenti devono fare i conti questa sera fino a mezzanotte con delle deviazioni, e c'è proprio in questi istanti, come vi stiamo facendo vedere, anche un residente che sta protestando perché gli è stato detto che non può fare il suo solito percorso abituale per rientrare a casa, ma che deve fare un altro giro. La polizia e le forze dell'ordine stanno cercando di comunque calmarlo e di far sì che possa fare un altro giro. Per il resto è tutto tranquillo, direi, c'è molta curiosità, ci sono diversi residenti, anche bambini che sono venuti qui per assistere a questa attesa che sta richiamando un po' tutta Venezia. Una giornata, quella odierna, di molti fatti che vi abbiamo anche documentato nella prima edizione del TG, tra le proteste di alcuni attivisti di Venice Rebellion e anche l'attesa per questa sera. Anche in serata sono attese forse altre iniziative, ma intanto vi farei vedere, e poi magari riprendo la linea, il servizio sulla mattinata come è trascorsa in piazza San Marco. Due fronti diametralmente opposti si sono mossi oggi a Venezia in attesa del primo grande evento della sera, con la prima festa dei promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A Venezia in Marittima hanno attraccato già da alcune ore due grandi jet, mentre l'imbarcadero privato dell'Hotel Amman, dove alloggeranno gli sposi, è stato potenziato e coperto dalle tende per schermare la vista anche ai paparazzi. All'Arsenale, dove si terrà la festa, e anche all'isola di San Giorgio Maggiore, dove si dovrebbe tenere venerdì la cerimonia nuziale finta, si entra solo attraverso dei metal detector, come in aeroporto.
In piazza San Marco la giornata scorre apparentemente normale tra tanti turisti, con però una maggiore presenza di forze dell'ordine, anche se discreta, sia in divisa che in borghese, ma i commercianti di piazza San Marco plaudono all'evento che porta risorse alla città, dicono, in una stagione già partita a rilento. Resto allibito da queste polemiche perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos, adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi, siamo contenti, insomma c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici eccetera. Piazza San Marco è diventata ancora una volta palcoscenico di alcune azioni plateali di protesta. Intorno alle 11 due attivisti hanno tentato di salire sui pennoni davanti alla Basilica di San Marco nel cuore della piazza, stessa sortita tentata da un altro attivista verso le 13 che poi è stato portato via dopo una decina di minuti a forza dalla polizia. Vorrei che riuscissimo a collaborare, come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. Dal pontile CTV di Alto, alcuni promotori del fronte No Bezos hanno lanciato in acqua un fantozzo di Bezos sopra una finta bara e con delle finte banconote, ma la notte è ancora lunga. Eccoci Magda, siamo qui in attesa, ma volevo solo precisarti una cosa, l'attivista che avete visto nel servizio, poi in serata abbiamo saputo che era lì dalle 10:30, per cui è stato oltre 2 ore e mezza prima che poi scendesse, ma questa mattina è stata impegnativa qui alla Madonna dell'Orto per i preparativi e allora lancerei il servizio che il collega Nicola Marcato ha preparato andando a sentire i residenti e come erano le ore della vigilia. Ti restituisco la linea. È tutto pronto nel chiostro della chiesa della Madonna dell'Orto, dove si svolgerà il Gran Galà in onore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla vigilia del loro matrimonio previsto per domani sull'isola di San Giorgio. Il personale del catering è al lavoro senza sosta per gli ultimi preparativi della cerimonia, mentre l'area è sorvegliata dalla polizia locale e da un servizio di sicurezza privata. Bloccheranno tutta la fondamenta perché andranno qui vicino alla chiesa dei mercanti nel chiostro e poi nella sala dei mercanti, sì, siamo super informati. A partire dalle ore 16:30, come indicato in un'ordinanza comunale, sarà interdetto il transito pedonale lungo fondamenta Gasparo Contadini e fondamenta Madonna dell'Orto. L'accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, ospiti delle strutture ricettive locali e titolari di attività economiche, previa esibizione di documenti che attestino il diritto al transito. Non ero a conoscenza, non lo so, non ho idea. Io abito qua, quindi io vado su e giù, vengo, mi muovo. Così c'era, questo non sapevo. Così. Vabbè, vediamo cosa succede. La festa vedrà la partecipazione di numerose celebrità, figure di spicco del jet set internazionale e autorità provenienti da tutto il mondo. Per me è solo una bella cosa comunque per Venezia e per il turismo. Io non sono contraria, penso che comunque tra costi e benefici ci sono delle valutazioni da fare. Ci sono molti gli stranieri che vengono a sposarsi qui in città perché Venezia è unica nel mondo. Siete pronti a dare il benvenuto a Bezos? Ma sì, certo, perché no? Nonostante i disagi per la viabilità, i veneziani sembrano accogliere l'evento con curiosità più che con fastidio. Benvenuto, sì, benvenuto, porta soldi. E una canzoncina gliela dedichiamo? Una canzone a Venezia, l'ultima, Do cuori una gondola.
due cuori, una gondola, sto mar pien di ste, è una che canta e strofe d'amor, guardando una stea, godito in cuor. Venezia te prego, fa il sogno realtà. Ed intanto infuria la polemica sulla repressione della manifestazione che avete visto nel servizio precedente. Questa mattina in piazza San Marco è andata in scena una delle immagini più grottesche ed inquietanti dell'Italia di oggi, la polizia che sgombera di peso una manifestazione pacifica repressa con un uso sproporzionato della forza. Così la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno. Secondo la segretaria cittadina del PD Monica Sambo è inaccettabile che giovani colpevoli solo di aver esposto dei cartelli o semplicemente di aver assistito a una manifestazione pacifica siano stati trattenuti per ore nel cortile della Polizia Municipale. Per Daniele Giordano, segretario della CGIL di Venezia, è semplicemente ridicolo sia stata ritenuta pericolosa una manifestazione con 2 persone vestite da sposi ed una ventina di manifestanti seduti a terra con dei cartelli. Sono stati identificati, portati via di peso e trattenuti per ore nella sede della Polizia Municipale. Queste dunque alcune delle reazioni alla manifestazione di questa mattina. Cambiamo ora argomento, vediamo il risultato di un sondaggio condotto dalla UIL regionale sui lavoratori e i cittadini del Veneto. Lavoro precario e stipendi bassi sono la prima preoccupazione. Vediamo. Noi abbiamo sentito 17.000 persone, ma non 17.000 iscritti. Abbiamo fatto la nostra indagine andando sulle piazze, sulle strade e dappertutto. I veneti hanno messo al primo posto il lavoro non perché manca un posto di lavoro in Veneto, ma avere un lavoro adeguato e con uno stipendio adeguato al costo della vita. Precarietà e stipendi bassi. Secondo il sondaggio effettuato dalla UIL del Veneto, il lavoro è in cima alle preoccupazioni, segnalato nel 30% delle risposte. I risultati del sondaggio sono stati presentati nel corso dell'Assemblea regionale del sindacato al centro Cardinale Urbani di Zelarino, ultima tappa di un tour che ha toccato tutte le province del Veneto. Nel 2024 in regione ci sono state 70 crisi aziendali che hanno coinvolto più di 14.000 persone e più in generale chi si rivolge alla UIL del Veneto racconta la fatica di arrivare a fine mese, con redditi che non crescono e lavori che nei 2/3 dei casi sono precari o a tempo determinato. Dopo il lavoro, quasi il 27% degli intervistati è preoccupato per la sanità pubblica. Il problema sono soprattutto il rapporto con i medici di base. Non perché quelli che ci sono non siano bravi, non lavorano, ma sono insufficienti per fare da filtro con le persone. Le persone si rivolgono al pronto soccorso, intasano il pronto soccorso e non hanno più il rapporto col medico di medicina generale. Su questi dati la UIL del Veneto ha aperto un confronto con istituzioni, parti datoriali, direzioni generali, sindaci e assessori, ma ha anche già provato ad offrire una risposta immediata. Ad esempio sul tema della sicurezza, terza preoccupazione che emerge soprattutto tra i giovani, dove si diffondono bullismo, prevaricazione e violenza, contro le quali è partito il progetto Game Over al bullismo. Abbiamo mandato una circolare a tutte le scuole, è arrivato a tutti i servizi sociali, loro interagiscono con noi per email, ci mandano email, ci dicono che c'è un problema, noi prendiamo in carico il problema, insieme a me ci sono dei professionisti che ci aiutano, cerchiamo di sentire i ragazzi, cerchiamo di metterli insieme a quanto lo Stato dà agli psicologi eccetera, ma cercando di proteggerli perché a volte loro non hanno nemmeno il coraggio di parlarne con i propri genitori. Una notizia di cronaca allora davvero inquietante. I carabinieri del nucleo ispettorato e tutela del lavoro indagano sulla vicenda di un giovane magrebino che si sarebbe infortunato sul lavoro riportando un trauma toracico. Mercoledì mattina il giovane, che non parla l'italiano, è stato notato in condizioni precarie da alcuni passanti alla fermata dell'autobus della Castellana. Sono poi stati gli operatori del 118 ad allertare i carabinieri insospettiti dalle condizioni di salute dell'uomo, tutti i nodi da sciogliere dalla dinamica dell'incidente al contesto lavorativo e contrattuale nel quale sia avvenuto, fino a stabilire se il giovane sia arrivato da solo alla fermata o sia stato abbandonato da qualcuno sul posto.
A San Donà di Piave, ora dove il taser entra in dotazione agli agenti della polizia locale, l'annuncio del sindaco Alberto Teso. Da questa settimana sono entrati ufficialmente in servizio 3 dispositivi taser destinati ad affiancare gli agenti della polizia locale di San Donà di Piave nelle situazioni più complesse e a rischio. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'introduzione dei taser rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento della sicurezza urbana e si inquadra nell'ambito di un consistente potenziamento della polizia locale. Siamo passati in 2 anni da 25 a 29 agenti, 4 assunzioni, insomma, per un comune come il nostro, pur essendo un comune grande di 42.000 abitanti, sono un impegno anche economico importante. Stiamo ristrutturando un'ex cantina sociale con i fondi del PNRR per farla diventare comando della polizia locale, dove ci sarà una control room dalla quale poter controllare 24 ore su 24 le 158 telecamere che abbiamo installato nel territorio comunale. In questa logica si inseriscono anche nuovi investimenti in automezzi e l'arrivo di un cane antidroga. Secondo l'assessore alla sicurezza e polizia locale Simone Cereser, l'attivazione del taser rappresenta un valore aggiunto fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli operatori e di riflesso ai cittadini, e la sperimentazione appena avviata è un passo significativo verso una polizia locale in grado di affrontare con efficacia le situazioni più complesse. Spesso la gente è messa in condizione di dover scegliere se affrontare a mani nude una persona magari pericolosa, esagitata, addirittura come era successo sul Ponte della Libertà, armata di una mazza, o estrarre l'arma da fuoco. Ci deve essere la possibilità di avere uno strumento mediano che consenta di non estrarre la pistola, e il taser appunto copre questa zona grigia e può dare una tutela importante alle forze di polizia e alle persone che ovviamente creano problemi alla collettività, sono pericolose per la sicurezza. Sul litorale di Bibbione, ora dove sono state ritrovate morte 4 tartarughe caretta caretta. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente di una tartaruga tagliata a metà, presumibilmente da un'elica, che si stava spiaggiando. Poi man mano che le ore passavano nel pomeriggio arrivavano notizie da postazioni vicine lungo lo stesso tratto di litorale, comunque all'interno di 1 chilometro praticamente lineare, di altre 3 tartarughe decedute, morte in fase di spiaggiamento. 4 esemplari di tartaruga marina caretta caretta sono stati trovati morti tra i lidi di Cocchesci e il campeggio Campalonga di Bibbione. Gli animali sono stati recuperati dal personale di uno stabilimento balneare e consegnati al centro di recupero tartarughe locale. Secondo Legambiente la causa della morte è con tutta probabilità riconducibile a impatti violenti con imbarcazioni che frequentano il tratto di mare antistante. Ogni anno nel Mediterraneo oltre 130.000 tartarughe marine muoiono a causa delle attività umane, catture accidentali durante la pesca, rifiuti in mare, reti abbandonate e collisioni. Sono necessarie per Legambiente urgenti misure di tutela per questa specie sempre più presente anche nei mari del nord Adriatico. Qui a Porto Basele che prosegue la tappa veneta di Goletta Verde, oggi in modo particolare per parlare dell'importante aspetto di come conciliare le attività di ricezione turistica di qualità di questa regione con la necessità di tutelare la biodiversità. Il Venezia Calcio comunica che in data odierna ha definito consensualmente la risoluzione del rapporto di collaborazione con Eusebio Di Francesco. La società ha ringraziato Di Francesco per la dedizione, la professionalità e l'impegno dimostrati. Venezia è stata soprattutto un'esperienza intensa che porterò sempre con me, ha detto Di Francesco. Ai tifosi il mio abbraccio più caloroso, il vostro entusiasmo, la vostra vicinanza ed il vostro orgoglio sono stati una spinta continua. Ha concluso. Ed era questa l'ultima notizia per il TG di Venezia. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.